Lo studio che ho avuto la possibilità di leggere e analizzare ha il merito di concentrarsi su un aspetto decisamente importante, quale quello dell'approccio strategico alla sostenibilità. Una nuova o relativamente nuova visione fondamentale anche e non solo per l'industria turistica. Una nuova visione che va adottata per tenere assieme un approccio competitivo, quindi cercare dei vantaggi di tipo competitivo, ma al tempo stesso anche prestare attenzione a degli elementi che oramai sono al centro della riflessione sociale, civico, etica, quindi anche al di là di elementi più di competizione e di elementi economici. Questo studio entra in particolare in alcune tematiche, in alcuni aspetti, in alcuni ambiti, presentando delle opzioni strategiche molto interessanti, a cominciare da quella relativa agli hotel a basso impatto, ma esplodendo queste opzioni strategiche e descrivendole attraverso esempi molto concreti, suggerimenti operativi molto puntuali che dimostrano agli imprenditori, agli operatori e agli amministratori pubblici di quanto sia, se non semplice, ad ogni modo possibile, più che possibile, cercare un cambio di passo adottando questo nuovo modo di vedere e di fare l'impresa turistica e l'operatività e la professionalità nel turismo. Un'altra caratteristica fondamentale di questo aspetto è l'aver adottato un approccio intersettoriale che fa capire come il tema della strategia applicata alla sostenibilità non sia evidentemente solo un tema turistico, ma che il turismo stesso si presta ad adottare comportamenti, le imprese turistiche evidentemente, gli operatori si prestano ad adottare comportamenti che hanno delle forti interrelazioni con altri comparti produttivi particolarmente importanti per il territorio del Veneto orientale. Ecco, credo che l'intersettorialità rappresenti un vero elemento di novità che apre confini più ampi alla riflessione innanzitutto e alla operatività subito dopo. Una operatività che però è necessario adottare al più presto, perché per cercare vantaggi di tipo competitivo con questo nuovo approccio, bisogna cercare di farlo senza attendere che molti altri territori si muovono in questa direzione. Alcuni lo hanno già fatto, ma il Veneto orientale ha di fronte l'opportunità di essere tra i primi e per essere tra i primi chiaramente è necessario condividere prima delle riflessioni e delle volontà, ma poi metterle in pratica subito dopo attraverso una collaborazione di sistema e un'agenda di cose da fare che questo studio peraltro già ha aiutato a inquadrare, costruire e quantomeno impostare.